Buongiorno a tutti, analizziamo oggi una partita interessantissima giocata nella Coppa del Mondo Under 12 tra due bambini prodigio, Ethan Guo contro Damir Bulgak, Stati Uniti contro Russia credo, perché Bulgak non ha nessuna federazione, no? È senza federazione, quindi deve giocare per la Russia. Ecco, in questa partita Guo farà dei sacrifici pazzeschi, spazzerà via il suo avversario e vedremo tante cose, tanti concetti interessanti, vedremo anche alcuni concetti del gioco piano, dell'italiana, alcune novità teoriche e vedremo anche come creare e valutare un attacco, temi contemplati nel corso attacco creativo che si può trovare nell'Accademia di Mato Scacco. Andiamo alla partita è iniziata con E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, cavallo F6, D3, alfiere C5, arrocco D6, C3. Questo è il cosiddetto gioco piano, o meglio ufficialmente giuoco piano in italiano arcaico, un termine che si usa nelle enciclopedie di scacchi, nei libri di scacchi, non solo in italiano ma anche a livello internazionale si usa questa parola italiana, giuoco piano. Va bene, qui il nero gioca a 5 perché nelle varie possibilità, se no il bianco potrebbe espandersi con B4 A4, ci sono anche sistemi senza A5, ci sono sistemi con A6 o senza né A5 né A6, nero potrebbe anche arroccare. Il nero qua ha scelto di giocare a 5 uno dei vari sistemi. Ora il bianco gioca a cavallo D2, che è chiaro, per controllare il centro, no? Il peone in C3, il cavallo non può svilupparsi in C3. Il nero arrocca e il bianco gioca a K3, perché va sempre bene controllare la casella in G4, non solo per evitare che lì si sviluppi l'alfiere, anche perché magari in caso di torre 1, che è una mossa che il bianco vuole fare, il nero potrebbe giocare cavallo G4. H3 è una mossa che di solito va bene nel gioco piano. Ora il piano del bianco è giocare torre 1, cavallo F1, cavallo G3, poi spingere in D4 per ottenere un piccolo vantaggio di spazio nel centro. Il nero gioca alfiere E6, ora il bianco ha tante mosse, ma qui ha giocato alfiere B5, una mossa che si usa per evitare il cambio, magari l'alfiere può sottrarsi dal cambio o può a volte cambiarsi per il cavallo per danneggiare la struttura nera e per permettere un'occupazione del centro. Il nero ha giocato H6, un'altra mossa tipica. Il bianco ha giocato torre 1, il piano sarà cavallo F1, G3 e D4 e il nero gioca questo piano interessante per attaccare F2. Ora la mossa principale, secondo la teoria, è cavallo F1. Questa è la mossa principale, donna 7, qua ci sono tante idee, torre 2, qualunque pezzo in E3 o anche D4 e per D4, alfiere per C6 ora e poi C per D4, cavallo per D4, c'è tantissima teoria. Non si può iniziare con alfiere per C6, no? Per questa intermedia, no? Ma per questo D4 e alfiere per C6 intermedia esiste. Ok, ma qua il bianco, penso che in questo caso Guo non sapeva bene la teoria, perché la teoria è molta ed è difficile ricordarsi tutto. Ha giocato un'altra mossa comunque buona, alfiere per C6, B per C6, ecco, e qua ha giocato A4. A4 forse non è una mossa grandiosa, forse era meglio giocare D4, quella più giocata secondo la teoria, e dopo per D4, C per D4 ci sono varie partite, il bianco ha una score migliore, dopo alfiere B4 il bianco può giocare torre 3 o A3, il bianco un po' più centro, la posizione è molto difficile, ma secondo la teoria, secondo i risultati pratici, secondo la score, il bianco sta un filino meglio. Il bianco ha giocato qua A4, il nero ha giocato donna 7 che attacca F2 blocca D4, il bianco gioca torre 2. Ora l'idea sarà portare il cavallo nell'ala di re. Ho guardato molto in questa posizione, ho pensato che il nero sia stato piuttosto lento qui e il nero ha giocato alfiere B6, torre 8, ma poi il bianco inizia a portare i cavalli. Forse il piano del nero era giocare cavallo D7 C5 o spingere in F5. Ecco, piani migliori penso che siano cavallo D7 per provare a giocare
F5, mossa che è stata giocata da Dingliren contro Caruana, anche se Caruana ha vinto quella partita. Non mi ricordo cosa ha fatto, penso che ha messo il cavallo in F1 e su F5 ha risposto con D4, non mi ricordo se ha giocato D4 subito o forse prima ha preso e poi ha giocato D4 con un gioco interessantissimo. Il nero è riuscito a spingere in F5, ma Caruana ha giocato D4, diciamo ha chiuso le diagonale a questo alfiere. L'attacco del nero nell'ala di re non è così forte, e sto analizzando un po' questa posizione. Secondo i motori forse il piano più forte potrebbe essere cavallo H5 per iniziare a portare pezzi nell'ala di re, cioè per anticipare ciò che vuole fare il bianco. Ora cavallo F1 G3 non sarà nemmeno possibile perché pedone F2 inchiodato, e qua sembra che il nero abbia del controgioco su cavallo F1 per esempio, non so, F5 c'è del controgioco. Ora per esempio se si gioca questa mossa torre per F5 su G4, questo cavallo in presa, il nero può raddoppiare, magari il nero può anche pensare a giocare questo sacrificio di qualità che è fastidioso, no? Perché danneggia la struttura bianca. Qua il nero avrebbe un certo controgioco dopo F5. Non dico che sta meglio il nero, perché se il nero, analizzando bene, secondo i motori ha la parità comoda, diciamo che probabilmente la posizione è complicata, forse l'apertura del bianco non è stata perfetta. Il nero comunque non ha capito il piano, è rimasto senza piano, non ha controgiocato e ha giocato alfiere B6 e cavallo F1, mossa forte per portare i pezzi. Se il bianco porta i pezzi nell'ala di re potrà iniziare a imbastire un attacco in questo settore della scacchiera. Molti possono pensare che magari un'imprecisione in apertura tipo A4, no, possa avere conseguenze nefaste, ma non sempre, perché a volte il modo per approfittare di A4 non è evidente, è qualcosa di immediato, tipo giocare velocemente cavallo H5. Il nero non l'ha fatto, e se il nero non lo fa poi il bianco può andare a stare meglio, e quindi A4 alla fine ha posto il nero di fronte a problemi nuovi. Ora cavallo H5 per esempio non è più così forte, il bianco potrebbe considerare anche qualcosa del genere, e cambiando struttura il gioco potrebbe essere incasinato. di 4, anche portare il cavallo in F5, davvero non si capisce nulla qua, però forse era un'alternativa interessante. Il nero ha giocato torre 8 che probabilmente è lenta, cavallo G3, ora i cavalli si avviano verso l'ala di re. A questo punto cavallo D7 probabilmente non è una grande mossa, nero toglie i pezzi dall'ala di re, il bianco acquisirà una forza preponderante in questo settore. Cavallo H4 perché la casella F5 è chiave nel gioco piano. A questo punto in questa posizione cavallo C5 ha giocato il nero, e qua il motore da un punto di domanda. Cavallo C5 la prima mossa, in realtà il nero ha già giocato tre mosse imprecise, probabilmente qua penso che secondo il motore il nero doveva correggere il piano e riportare i pezzi nei re, ma molto difficile giocare così. Il bianco comunque starebbe un po' meglio, può portare qui il cavallo, può giocare donna di 2, magari puoi preparare un sacrificio in G7. Nero ha giocato cavallo C5, ecco, qua il bianco ha avuto paura, ha giocato torre A3, il motore dice che è un errore, in realtà, e qua c'è l'autoanalisi di chess.com, in realtà che fa un motore veramente non molto forte, cioè Stock 17 ovviamente è fortissimo, no? 4000 puntiero, ma magari non è un motore, l'hardware, no? Su cui funziona non gli permette di calcolare molto velocemente, di raggiungere. In realtà torre A3 non è cattiva, è buona. È vero che il motore che calcola tutto non ha paura magari che nero entri in B3 e inizia subito ad impossessarsi di questa casella. Perché se nero cambia il cavallo, allora il bianco non deve più preoccuparsi, no, di entrata in B3, perché l'alfiere è scomparso e quindi la torre non ha speso un tempo e non è andata fuori gioco per contenere il suo controgioco. E se il nero insiste nel suo piano, donna di 2, tenendo la donna davanti al proprio alfiere, ma per esempio su una presa in A4 tipo di alfiere che minaccia cavallo B3, il bianco disintegra il nero con cavallo per G7 con questo sacrificio. Ora su re per G7 si dà matto, donna per H6, cavallo H5, non si possono parare tutti i matti. Se si para il matto in G7, matto in F6, se si para il matto in F6, matto in G7. Se il nero qua dà il doppio per prendere la torre, la conclusione è la stessa.
Qua per esempio non so dove si vuole andare, qui si dà matto, o qui. Il bianco non ha che l'imbarazzo della scelta. Se nero qua tipo volesse difendersi con torre 6, il bianco starebbe meglio, potrebbe insomma mettere questo cavallo in H5 e fare comunque il sacrificio, è molto difficile, o giocare anche di 4, la posizione nera è difficilissima. Detto questo, il bianco ha giocato torre a 3 che è più umana, il nero ha giocato di 5. La posizione era già molto difficile, non si sa cosa si poteva fare. Su d5 il bianco ha giocato bene, ha preso, ed ecco qua probabilmente lì forse doveva giocare c per d5, l'alfiere rimane a difendere questa casella, ma umanamente un pedone, qua sarebbe molto difficile da difendere questa posizione per il nero, il bianco starebbe molto meglio, avrebbe un vantaggio nella pratica schiacciante. Il nero ha giocato alfiere per d5, che secondo il motore che calcola tutto, ho già visto tutte le combinazioni, un errore, per questo nell'autoanalisi ci ha messo il punto di domanda, e che qui il bianco porta i cavalli in attacco, il cavallo in questa casella magnifica. Notare che si può sacrificare un cavallo e mettere l'altro, e si può anche sacrificare l'alfiere, attivare la donna, tutti i pezzi del bianco ronzano potenzialmente nell'area di re, il nero ha 3 pezzi fuori gioco, e quindi se il bianco attacca velocemente il nero potrebbe non essere in grado di portare dei difensori in tempo, che è difficile fare qualcosa per il nero ha giocato alfiere 6 per contrastare questo cavallo, ora il bianco stava meglio in molti modi, ma il giovane giocatore ha scelto una mossa eccezionale. Guo qua ha scelto alfiere per H6 che è davvero brillante, sacrificio che vince. 2 punti esclamativi del motore, in realtà era innecessario questo sacrificio, ma è bello, vince in modo chiaro. In realtà cavallo per G7 era un altro sacrificio che vince, come dimostrano i motori, una mossa che forse quasi vinceva senza sacrificare era D4 per guadagnare materiale, e su per D4 donna per D4, no? E si minaccia matto, e su alfiere per F5 cavallo per F5 si minaccia matto, se si prende la torre in E2 il bianco da matto, su cavallo E6 si sposta la donna, si minaccia l'eliminazione del difensore, il bianco dovrebbe vincere, ma mi è piaciuto come ha giocato il brillante sacrificio di Ethan Guo, che è alfiere per H6, bellissima. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il nero deve prendere, perché se no il bianco prende anche, gli mangia tutto e all'attacco, cioè sta meglio, materiale in più. Il nero ha preso, e a questo punto torre per E5. Abbiamo 2 pedoni per un pezzo e la torre entra in gioco e sgombera la diagonale di 1 H5 per la donna. Il nero perde. Il nero ha provato a cambiare l'alfiere, che se no comunque arriva la donna su re H7, la donna entra in gioco da H5. Nero ha preso, e ora anziché prendere di torre, cavallo per F5, si sacrifica anche la torre, perché su torre per E5 c'è matto. In realtà questo non è un sacrificio a lungo termine, è un calcolo concreto. Devastante, c'è questa minaccia, su re H7, donna H5. Su cavallo E6 il bianco vince in vari modi, donna H5 vince anche così. E su cavallo G5, cavallo per H6, su re H7, torre per E6 eliminando il difensore. Su F per E6 matto, su torre G8 matto, alfiere per F2 non cambia la sostanza delle cose, il bianco vince da matto alla prossima. Il nero ha giocato allora torre E6 per parare lo scacco qui. Se cambiamo la torre ora non potremo più eliminare il cavallo, sarebbe meno preciso, donna G4, se il re si muove, matto, quindi torre G6 unica, torre G6 unica, e a questo punto cavallo E7, dove qua il bianco prende, e ora diciamo che il bianco ha recuperato una qualità, quindi ci sono 2 pezzi per la torre, che secondo me non è nemmeno da chiamare vantaggio materiale, secondo me è uno squilibrio materiale più che altro. Il bianco qua vince, questi pezzi neri sono fuori gioco, il bianco ha giocato D4 con vantaggio schiacciante, se il cavallo si muove anche torre qui vince, gli dà matto. H5, ecco qua il bianco ha giocato torre 7 che vince. In realtà si poteva vincere anche posizionalmente, io qua stavo guardando donna G5 che probabilmente vince, perché il cavallo deve muoversi su cavallo D3, torre 7 anche ora. La posizione nera penso che sia senza speranza.
non c'è nessuna speranza. Forse il cavallo di 7, torre 7, qua sto guardando semplicemente portando in gioco l'ultimo pezzo, si vince. Chiaro che qua addirittura guadagneremo materiale, in realtà il bianco ha già più materiale perché ha torre e 2 pedoni, e se la donna torna in gioco, che non arriva in tempo, si minaccia matto, torre per E7, si guadagna un cavallo, il bianco avrà la qualità in più, se no cade G6 e tutto finito. Vediamo come ha vinto Wu, che va bene. Ha giocato torre 7, re F6, donna E2, minaccia matto, cavallo di 3, vuole deviare la donna, il cavallo viene rifiutato e qua H4, re H6, che qua c'era un matto più veloce con donna qui, perché si minaccia matto perché su torre H8 c'è G4 che dà matto, ma vabbè, anche come ha giocato lui va molto bene. Lui qua ha giocato donna E3, cavallo F4, donna E5, minaccia 2 matti, nero deve restituire materiale, donna per E6, ecco qua, posizione del nero è disperata, si minaccia nuovamente di dargli dei matti, nero ha giocato alfiere per D4 e qua, come si è soliti fare, si cambia. Alla fine nero ha restituito il materiale, qua la cosa più semplice è cambiare tutto. Si poteva cambiare la donna, l'ho giocato G3, ha detto cambiamela tu, e ha cambiato tutto. E poi nero probabilmente, che era un bambino, no? E magari non aveva voglia di abbandonare, ha continuato a giocare, avrebbe potuto risparmiare il tempo e le energie di entrambi i giocatori, ma vabbè, è un diritto, no? Continuare a giocare. Siamo arrivati a questa posizione, nero ha continuato, ma penso che senza incremento, con l'incremento di 30 secondi, il bianco non poteva nemmeno perdere di tempo, poi il bianco ha vinto, quindi ottima partita da parte di entrambi. Nero non ha saputo bene trovare il piano, ottima partita di Wu, brillanti sacrifici. Spero che la partita vi sia piaciuta, alla prossima.